piccola storia della canzone italiana. Seconda puntata, anno 1919. Regia di Silvio Gigli. Anno 1919. Non succede forse molto, non molto cambia, non molte varianti arrivano dall'estero o vengono inventate. Se qualcosa si muove è nei testi, che si precisano nella loro tenebrosità, nella loro ipotesi che esista una gran vita da viveur, dove sotto l'aragosta con la foglia un po' spenta di lattuga fa capolino il cuore spezzato, la vita vissuta col cilindro del nottambulo e la donna che tradisce. Inizia una jazz society in XVI e l'uomo, abituato a termini di eroismo, deve tornare alle scarpette di coppale, alle notti ininterrotte, ai versi Radio languorosi Rai, quasi di Progetto un Archivio. D'Annunzio paroliere. La Belle Époque si riaffaccia, ma con le guance più scavate del viveur che vendica con il frac e l'ora tarda di rincasare la tragedia all'italiana della donna che ci ha dimenticato. Si sente un gran bisogno di petrolini. Da lontano cominciano ad arrivare le esterofilie, i modi anglo-americani, texani ante litteram, che sanno di dollaro, di commedia musicale sportiva e spregiudicata. I gangster sono ancora lontani. Ora non è che una società che muove da Deauville, si affaccia alla Costa Azzurra e torna indietro. Qualcosa si muove e la storia nitrisce prima di partire al galoppo. Appare il XIX. Il cielo è già pieno di aeroplani civili. Anno 1919. La guerra è finita. Nell'aria c'è ancora qualche nota della leggenda del Piave. Il grigio-verde è il colore dominante perché molti sono ancora gli uomini alle armi. Le privazioni non sono terminate e il razionamento è sempre in vigore. Ma la canzone ha abbandonato il filone soltanto patriottico e guerriero. Già cerca altre strade e soprattutto vuole dimenticare, come ricordano le rose rosse. Sentite? Abbiamo già detto che le donne e l'amore costituiscono l'argomento preferito dai compositori e parolieri dell'epoca. Donne povere e sfortunate, quasi bambine come Cosetta, la giovanissima fioraia crudelmente maltrattata dal destino. E si cantano anche le contadinelle felici e spensierate, le cui canzoni si confondono col trillar del cardellin. Ma nei giorni agitati e turbolenti del dopoguerra vive e prospera anche un particolare tipo di fanciulla in fiore, la donna cattiva e malvagia, la rovina famiglie che trova la sua eroina in Vipera, uno dei maggiori successi dell'anno 1919, lanciato da Anna Fugé, che si chiamava in realtà Anna Papacena ed era nata a Taranto agli inizi del secolo. Il divismo comincia il suo cammino anche nel mondo della canzone. Anna Fugé, che amava queste canzoni forti e scioccanti, è la prima autentica diva della canzone e aveva un compenso di lire 500 a sera. Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera sul braccio di colei, che oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembrava un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. È proprio chiaro che delle donne neanche allora bisognava fidarsi.
volte avrete udito un amico all'altro dir: ho trovato un buon partito, una donna che desir, buona, affabile, sincera, ricca, colta ed elegante, una cosa lusinghiera, un portento, che vuoi di più? Non ti fidare, l'altro amico gli dirà che inutilmente, che follemente potrai sperare un amore di trovar, che sia sincero, che sia pur Radio Rai, verità, progetto e non ti fidar. Quanti nomi di donna nelle canzoni del 19. Un nome che passò dai Miserabili alla popolarità di una canzone di Bixio fu Cosetta. Faceva la fioraia e l'incontrai, la prima a teatro nell'uscire. Le dissi: sono un povero studente, ma un fiore te lo pago 10 lire. Rispose: ve lo voglio regalare. E di nascosto poi si fe baciare. Cosetta, Cosetta, così era chiamata, perché piccolina, perché spensierata, non era bugiarda, non era civetta. Che dolce ricordo, Cosetta, Cosetta. L'anno 1919 porta nuove canzoni, ma anche nuovi balli. Il vecchio Boston, un valzer lento di origine americana caratterizzato dalla famosa pausa chiamata Excitation, deve lasciare spazio al foxtrot, un ritmo nuovo che appare spesso in alcune canzoni italiane del 19, magari scritte a Napoli. Venivano abbondantemente usate parole ed espressioni francesi, come nella curiosissima Invitation à macaroni. Parigina vezzosa e fragrante di estratto Coty, vi propongo una gita eclatante après-midi. Niente tram e nemmeno toilette, ce ne andremo qua giù alla torrette a mangiare in incognito stret le macaroni, macaroni. Le napolitane, napolitane sanno far tanto ben per far passar lo splen, e ben serassela, ma queste cose qua c'ho fatto domangià non hanno che ce fa. Ho compreso che state a Parigi l'estate e l'inverno e spendete 200 luigi per il vostro coiffeur, ma se ancora provate un vestito, comprendete com'io l'ho capito, che aspettando va via l'appetito. Parole d'honneur, parole d'honneur. Le napolitane, napolitane, sanno far tanto ben per far passare lo splen, e ben serassela, siccome dite sa, ma io prima e mangià non posso ragionare. Come dite? A Parigi vivete una vita agitée, eh? Sì, ma adesso ci siamo, eh? Sedete e pensate a diner. Voi parlate, io v'ascolto mangiante, che mi vanno matante matante, con la salsa di un rosso fiammante, il cacio gratti, le napolitane sanno far tanto ben per far passar lo splen, e ben serassela, siccome dite sa, questa è una verità, quando se può mangià. I nostri autori attingono anche al vocabolario americano. Un motivo di allora ha addirittura il titolo in inglese. Si chiama The Frantic, cioè il frenetico. Nella sala v'è una piena di gran mondo, tra piante esotiche, rose e garofani, aleggia un soffio di desiderio, misto al tepore di innocenti décolleté.
Già la musica ha conquiso tutti i cuori. L'amore spasima, le bocche fremono come in un'estasi di solitudine. Si bacian dama e cavalier. La mano in mano, stretti stretti al sen, che follie di voluttà. Singhiozza il piano, motivi brevi sui passi lievi dei danzatori, questi ancora più ebri di desir. Vogliono sfuggere e sentir baci ardenti, baci rapidi e tenaci che fan vivere e morir. Un'altra canzone da prendere con spirito d'epoca si intitolava Ai bagni di Sanremo. Grande stagione balneare a Sanremo forever. Tutta l'elite corre al mare per bagnarsi e per goder. Un pianoforte nella sala suona valzer e rondò. Radio Rai, progetto Mentre Archivio. con voce da cicala chiama la mamma: vieni o no? Nina, non mi far gridare invano. Vengo, lei risponde da lontano. Stretta e più che mai al capitano. Nina sbuffa e fa: cosa vuol mamma? Non mi vede, sono qua. Dietro uno scoglio di granito dove vanno a riparar, Nina s'afferra al suo partito, lui non sa più cosa afferrare. Fila una vela al maestrale come fila il loro amor, nato nel riso coniugale di un bel meriggio giallo e d'or. Nina chiama mamma da lontano: vieni, non mi far gridare invano. Nina stretta al cuore del capitano, con la paglia giù, il nasino in su. Come può tornare più? Il mezzo più immediato per diffondere le nuove canzoni è ancora quello classico, la parte di piano e canto, o il foglio più piccolo cosiddetto per mandolino. Il pubblico al quale si rivolgono gli editori è sempre quello femminile. Per questo, in fondo ai fogli con i motivi di successo, appare per esempio la pubblicità di una scuola di taglio e cucito. Intanto però si fanno avanti altri mezzi, altri modi per ascoltare le canzoni e la musica. Dopo i rulli perforati e i piani automatici molto in voga prima della guerra mondiale, strumenti sonori esaltati perfino da Giovanni Pascoli, è la volta del disco, che nel 1919, nonostante il proibitivo prezzo di lire 15,50, equivalenti a più di 4.000 lire di oggi, comincia ad avere un certo numero di acquirenti. Era spagnola, ma poi si seppe che era nata a Gorgonzola. La sua mammina, la parigina, vendeva frutta sul mercato la mattina col papà. Il suo salotto s'era ridotto un vero emporio di mariti d'occasione. Ed il suo cuore di cazzo sicuro in conclusione era la Lega delle Nazioni. Intanto la nazione si riprende. Hanno inizio i primi trasporti aerei da Milano a Roma, 12 persone in 4 ore. Il motore Spa a 6 cilindri batte il record mondiale di velocità con chilometri 268 all'ora. Il dirigibile F6 inaugura il servizio civile Milano-Venezia in 3 ore. Gli operai di Genova concordano con gli industriali la settimana lavorativa di 48 ore. E intanto il mare canta. E a canzone si chiama Sorrento e sta luna che sente s'ampara e canta. E agli autori di canzoni continuano a piacere le donne. Ognuno, a dire il vero, ha il suo difetto. Ed il difetto mio sta proprio qua. Mi piacciono le donne d'ogni aspetto, d'ogni formato e d'ogni qualità. Per sesso Radio da Rai, noi debole progetto chiamato, ho avuto sempre un debole spiccato.
ed hanno tale fascino le donne ch'io passo la mia vita fra le gonne. Ah, quanto mi piacciono le donne! Io le ammiro, le cerco, le attiro, e il profumo sottile ne aspiro. Ah, quanto mi piacciono le donne! Ma nonostante l'ipoteca della canzone francese e dei nuovi ritmi importati dall'America, la canzone napoletana continua a dare un prodotto eccellente come Santa Lucia lontana, che in breve tempo divenne il nostalgico motivo dei nostri emigranti. Partono bastimenta e terra assai lontana, cantano a bordo su napolitana. Cantano col strumento, o dolce stufara, e a una mieta mare, nu poche Napola la fa vedere. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia, se gira una fana, se va a cercare fortuna, ma quando sta lontana Napoli non si può stare. Quanta malinconia. Sempre nel 1919, Irving Berlin, compositore russo nato in Siberia ma naturalizzato americano, scrive una canzone che ottiene un successo immediato e che ancora oggi, dopo 53 anni, si trova nel repertorio di molti cantanti. A Pretty Girl is Like a Melody. Anche oggi abbiamo riunito per prendere parte ad una tavola rotonda alcuni esponenti ed esperti del mondo della canzone italiana di ieri e di oggi. Sono presenti il maestro Angelini, Fausto Cigliano, oltre a Roberto Nicolosi e Antonino Buratti. Buongiorno al maestro Angelini e buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. E buongiorno. Allora, maestro Angelini, lei l'ha vissuta tutta questa storia della canzone italiana, l'ha vissuta forse da giovanissimo come solo ascoltatore. Da ragazzino, diciamo. Da ragazzino come solo ascoltatore, in seguito come protagonista, come interprete e come personaggio della canzone. Quindi lei avrà qualcosa da dire su questi anni, 1918-1919, a cui si sono riferite le nostre due prime trasmissioni. Soprattutto sui veicoli di diffusione di queste canzoni. Il lancio avveniva, dunque il primo Radio lancio Rai, progetto Archivi. avveniva attraverso i famosi teatri varietà. Tutte le città ne avevano qualcuno di grande o più di uno di grande importanza, salvo qualcuno anche minore. Ma era un lancio di elite riservato a una piccola schiera, vero?
Si vede che gli autori e gli editori di allora affidavano il lancio naturalmente ai divi dell'epoca per il lancio di una canzone. Immediatamente poi se ne impossessavano gli ambulanti, perché allora mancavano assolutamente altri mezzi di diffusione. Il disco era una cosa ridottissima, di pochi Molto privilegiati. cara, poi. Era carissimo, carissimo. Erano pochi privilegiati che addirittura ricevevano la domenica i gruppi di famiglie e amiche che andavano da questo tale qui, in questa famiglia, perché caspita, come in Italia è successo con i primi apparecchi televisivi, erano no? in possesso. Apparecchi radio è successo lo stesso. Sì, no? e senta, però mi sembra abbiamo fatto un salto, scusi maestro, siamo andati dai caffè concerto agli ambulanti, ma non c'era in mezzo una fascia tipo sale da ballo? No, dunque guardi, direi la caratteristica, dunque le sale da ballo che già allora in un numero molto più ridotto di adesso esistevano, non esisteva il cantante nella sala da ballo. E volevo dire una cosa, noi nella prima trasmissione abbiamo visto che la canzone si consumava soprattutto nei salotti, si vede nei cantipiano, la brava figliuola di brava famiglia comprava il cantopiano, imparava la canzone e la cantava. No, è proprio Nel 19, dopo che c'è stato, dopo la fine della prima guerra mondiale, c'è stato un cambiamento. Era proprio anche la gente per la strada che cantava. Vabbè, questa era La una gente cosa in cantava, più, ma sì. le parti di pianoforte io me le ricordo Ah, personalmente, sì, perché mia questo. madre le aveva, che suonava Naturale, pianoforte, naturale. cantava, non questo tipo di cose, No. però comprava anche le canzoni. No, ma io intendo un'altra parte di pubblico che non era naturalmente, perché tanto le parti di pianoforte costavano ben 1,20 lira. Anche 2,40, io ce l'ho in casa qualcuna ancora. Oh, però lei pensa che nel 19 ci sia stato appunto questo mezzo diverso di diffusione, cioè la musica è diventata un po' più popolare, appunto considerato che un cantopiano costava 2,40. Lei pensa che attraverso le orchestre, il caffè concerto, eccetera, ci sia stata una maggiore diffusione? Non è della soltanto un problema di costo, direi, anche bisognava sapere la Sì, musica. di tecnica, Ora, sapere sì, la sì. musica, anche quello era un problema un economico. privilegio di un privilegio di pochi. pochi. Di pochi. C'erano le parti di mandolino, che ci sono ancora adesso, Sì, che e costavano molto meno. Molto meno, costavano 50 centesimi, mi ricordo. E scusate ancora, e il disco? E il disco c'era, ma era carissimo. Sì. Ah, sì? E soprattutto costava era caro il molto grammofono. caro, Io mi ricordo sì. che proprio da ragazzino andavamo a casa di un mio zio che aveva un grammofono a tromba con dei dischi. Un attimo, io ho del materiale qui davanti a me, Sì. del materiale da cantare, logicamente. Documentatissimo, sì. Ecco, volevo forse cambiare l'indirizzo della nostra tavola rotonda sulla qualità eventualmente delle canzoni del 1919, no? Cioè sulla qualità del materiale di cui si disponeva allora. Adesso Sì. abbiamo parlato sulla maniera di diffondere e Sì. quindi di popolarizzare la canzone. Ora vediamo un attimo se possiamo discutere un pochettino su che cosa erano le canzoni del 1919. Ce ne sono alcune che sono nettamente diciamo di ispirazione da tipo Tabarén, diciamo come Vipera, quella che abbiamo Sì. sentito prima. Altre sono canzoni a storia vera e propria, come Sì. derivazione direi napoletana musicalmente. Ma forse Cigliano ha detto questo perché lui vuol cantare, hai capito? beh, Lo vogliamo far cantare allora? D'accordo, ho una buona voce anche per parlare, però vorrei Sì. cantare, no? Cercherò di non essere ancorato, anche perché non potrei, la sensibilità è diversa, al 1919. Ho qui davanti a me un parecchio materiale e parecchie cose non le conosco per niente, le devo appunto improntare, accennare in questi Ti istanti. abbiamo teso un piccolo tranello, ma guarda che non sei il solo, perché l'altra volta è toccata anche a Claudio Villa. Però bravissimo come sei. Per fortuna però esiste qualche canzone che per forza di cose, essendo napoletano, mi è rimasta nelle orecchie, come per esempio Tiempo Bell, che La famosa? Sì, è la famosa Tiempo Bell che avete già accennato poco fa, mi sembra, col pianoforte, no? E È noi una la canzone che sentiamo con io piacere. la metterei come emblema dei nostalgici, naturalmente i nostalgici di un certo tipo canzonettistico, no? Cioè quelli che dicono sempre le canzoni di una volta erano una meraviglia. E Tiempo Bello una volta, appunto, parla di un sentimento dell'amore. È una canzone nostalgica riferita al 1919. Allora, maestro, per favore. Tu me vuoi fa capire che sei contenta, io voglio fa vedere che sono felice, ma verità nessuno noi non dice, sti cuore nostri avessero parlare. E qui c'è il celebre ritornello: Tiempo belle una volta,
tempo bella d'estate, voi non ci avete lasciate, ma perché non tornate? Tempo belle una volta, tempo bella d'estate, voi non ci avete lasciate perché non tornate. Oh, questa era una canzone napoletana, quindi gioco facile per me. Adesso invece che ci fai sentire? Sempre così letto all'impronta, eh? Adesso vediamo un attimo, maestro, che cosa c'ha davanti a lei? Non dirmi no, va bene. Non dirmi no, torniamo a quella via dove un bel giorno tu mi innamorasti, bimba dorata piena di poesia, lì dove quel garofano accettasti, ed il mio cuore lo legasti a te. Non dirmi no, torniamoci ad amare, piccina mia, vivere non può chi soffre come te di gelosia. Come valuta un po' globalmente, complessivamente questo periodo musicale del dopoguerra, dal 15 al 19 al 15-20? Cioè, se lei dovesse dare un giudizio come tecnico, come maestro, cosa potrebbe dire di queste canzoni? Beh, direi che io non conosco naturalmente, perché ero ragazzino, non conoscevo tutta la produzione che c'era allora. Io conoscevo quello che, siccome la canzone nasceva in modo particolare a Napoli, come tutti sappiamo, allora tutte le case editrici erano a Napoli, penso che sarei parziale nell'esprimere un giudizio, in quanto che mi riferirei a quello che arrivava al nord. Quello che arrivava al nord era naturalmente la cosa scelta, filtrata. Era la crema della canzone napoletana, è logico. Cioè potrebbe essere per esempio una canzone non napoletana di un cantautore napoletano come quella che ho qui davanti a me, che è Canti Nuovi di Armando Gil. Sì, che poi era una sicuramente canzone conosce. italiana, Canti Nuovi praticamente, che se non erro lei Sì. l'ha incisa anche in epoca piuttosto recente con Giovanna qualche anno fa. Questi canti nuovi del famoso Armando Gil, Gil. pur essendo, rispondendo all'amico Ciliano, pur essendo napoletano, ma io direi che era un patrimonio nazionale, un autore Sì, come poi Armando tra l'altro Gil. Gil su 100 canzoni o 500 quante erano, il 99% erano canzoni in italiano. Comunque ascoltiamo Fausto Cigliani in Canti Nuovi, Sì. la famosa canzone di Armando Gil, al secolo Michele Testa, perché Gil si chiamava Michele Testa. Chi vuole con le donne aver fortuna non deve mai mostrarsi innamorato. Dica alla bionda che ama più la bruna, dica alla bruna che dall'altra è amato. Se vuole con le donne aver fortuna, giochi d'azzardo senza ritardo, con fatti e non parole, e poi vedrà come otterrà tutto quello che vuole. Ma lei maestro la ricorda questa canzone nel 19-20 oppure è arrivata al nord un po' più tardi? Non saprei precisare esattamente l'anno, perché la mia memoria non mi conforta fino a quel punto, lì non sono picco della Mirandola, ma penso sì, nell'immediato dopoguerra. Maestro, senta, finora abbiamo visto che tutte queste canzoni si muovono su un filone melodico, ma sappiamo anche che dopo la fine della prima guerra mondiale gli americani nel partire hanno lasciato qualche cosa che erano un po' la loro musica nuova. Il foxtrot si affacciò veramente nel 1919. Il tempo del foxtrot, il tempo musicalmente parlando, Sì, un è quattro sempre quarti esistito, italiano. non è che l'abbiamo inventato, è sempre esistito, perciò un certo ritmo di quel senso lì era prerogativa già anche di prima. Non era cioè una prerogativa americana. No, io parlo del foxtrot che si è affacciato, quello che
caspita, facevano un successo d'altro mondo. Nelle sale da ballo, per esempio? No, per esempio proprio in quei caffè concerto di cui abbiamo parlato prima. Sì. Suonavano, questo non mi ricordo più il titolo, cos'è? Baby Doll, mi pare. So che c'era di mezzo una bambola, qualche cosa del genere. E che il pianista alla fine del pezzo faceva tac 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 e l'orchestra zon zon. Di lì è nato il grande successo dell'epoca, nel caffè concerto, dove tutti questi signori austeri, dopo aver sentito la famosa fantasia sull'opera X, per esempio, l'orchestra concedeva come prefinale questo. Era una cosa che sbalordiva tutti. Il pianista che imprendeva con la nocca della mano faceva tac 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 sul coperchio del pianoforte. Aspetta, successo qui hanno sentito l'ondata nuova, si è sentita da quel tac 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 tac. Sembra incredibile, ma invece ma la storia era che non esisteva ancora la batteria. La faceva con le nocche sul pianoforte. Siamo giunti alla fine di questa nostra tavola rotonda e chiediamo a Fausto Cigliano di concludere con un'altra canzone. Però non concluderò con una canzone napoletana, perché di napoletano abbiamo già ascoltato abbastanza nell'ambito di una piccola storia della canzone italiana. Questo è vero. Anzi, io ho ascoltato con molto piacere anche la Gilda Mignonette in quella Santa Lucia Lontana che abbiamo trasmesso poco fa. Che era una ricostruzione storica di molti anni fa. Esattamente. La canzone invece che chiude questo mio intervento è Donna, una canzone riassuntiva anche di un certo tipo di mentalità dell'epoca. Allora, prima che tu canti, ci salutiamo. Buongiorno a voi. Un momento, voi non andate via che devo finire. Maestro Russo, per favore, possiamo andare? Sentite. Solo dolente lasciai la mia mamma, m'ardeva la fiamma soltanto di te. Fiamma che avvampa, uccide, divora, la fiamma che ogni ora si pasce di me. Donna, donna, certo sei nata per farmi soffrire. Donna, donna, tu mi farai morire. Pei tuoi capricci già son rovinato, se al gioco barato fu solo per te. Scendo del male la ripida china, una man mi trascina a dannarmi perché. Donna, donna, certo sei Radio nata Rai, per Progetto farmi soffrir. Donna, donna, tu mi farai morire. Mamma m'ha scritto una lettera ancora per dirmi che ogni ora si strugge per me. Spezza, mi dice, il tuo amore è fatale, tua madre sta male, se muoio è per te. Donna, donna, certo sei nata per farmi soffrir. Donna, donna, tu mi farai morire. Ma qui viene il meglio, cioè la chiusura strappacore. Mamma, mamma, certo ella è nata per farci soffrir. Mamma, mamma, lei ci vedrà La seconda trasmissione della piccola storia della canzone italiana dedicata al 1919 termina con l'esecuzione di una delle più belle canzoni dell'anno. È qui con noi Miranda Martino, che insieme all'orchestra della Radiotelevisione Italiana di Milano, diretta da Sauro Sili, eseguirà Le rose rosse di E. A. Mario.
mantenere, le bocche baciano, baciano e fremono tra i prati in fior. Cuore, so che vuoi godere, so che vuoi per te rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere. So d'un giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò, tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò. Radio Rai, e rossettarono corolle e petali infranti al tepido bacio del sole. Cuore, so che vuoi godere, so che vuoi per te rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere. Torni il bel maggio e il ricordo cancelli d'un tempo triste che al fine passò, tutti i colori più vaghi e più belli vegga a fiorir chi sofferse d'amor, ma non ritornino le rosse immagini che ci ricordano tanti dolori. Ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere. Abbiamo trasmesso Piccola storia della canzone italiana. seconda puntata, anno 1919. Hanno partecipato il maestro Angelini, Fausto Cigliano, Roberto Nicolosi e Antonino Buratti, con gli attori Violetta Chiarini, Gianfranco Bellini e Antonio Guidi. Hanno cantato Isa Bellini, Tina De Mola, Fausto Cigliano e Gilberto Mazzi. Al pianoforte Franco Russo. Per la canzone finale, Miranda Martino, con l'Orchestra Ritmica di Milano della Radio Televisione Italiana, diretta da Sauro Sili. Regia di Silvio Gigli.